In Trieste, the opening of the Regional Tax Court's 2026 judicial year revealed a 50% judge shortage, but also a backlog cut in half, as the regional president sounded the alarm on Europe's economic future. In un contesto difficile, perché devo dire che a livello internazionale anche il sistema delle imprese rischia di essere fortemente colpito. Io sono molto preoccupato per i mesi a venire. Credo che la situazione europea sia particolarmente delicata. È un continente che ha dimenticato il comparto produttivo e della filiera produttiva e oggi ne stiamo pagando le conseguenze. Prevedo veramente mesi complicatissimi per tutta Europa e quindi su questo noi dovremo cercare ovviamente di affrontare la situazione aiutando le imprese, ma con la consapevolezza che se l'Europa non si muove il futuro del continente è fortemente a rischio. Abbiamo praticamente un arretrato che nell'arco dei 3 anni è più che dimezzato. Io sono arrivato al ottobre del 22, ho trovato circa 1400 fascicoli pendenti, adesso ne abbiamo 620 e non perché abbiamo goduto di condoni o cose del genere, ma perché siamo riusciti, grazie ai miei colleghi, a dare una forte impronta di produttività, quindi io personalmente sono contento. Mai esserlo troppo, ma almeno non mi sentirete piangere, lamentarmi, chiedere aiuto. Cerchiamo di fare onestamente e serenamente il nostro lavoro.